E quanta gente ci sta? Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, come sapete, a nostro giudizio c'è un fronte su cui in questa che ormai è l'ultima fase di legislatura dovrebbe materializzarsi un rilancio dell'azione di governo. Anzi, in realtà a nostro giudizio sono due questi fronti. Uno è quello fiscale, che è un po' una delle constituency, no, del fatto che esista qualcosa come il centrodestra in Italia. Ma oggi vogliamo parlarvi dell'altro fronte iperdecisivo, come dimostra la cronaca quotidiana, che è il fronte sicurezza. Ebbene, su questo fronte c'è da registrare positivamente l'imminente approdo in uno dei prossimi consigli dei ministri del nuovo decreto sicurezza, su cui sono girate un po' di indiscrezioni, ma che oggi Libero seziona punto per punto e ci squaderna in anteprima punto per punto, ed è una notizia da approfondire per chiunque creda che il tema riguardi le necessità quotidiane dei cittadini e non l'ideologia. Anzitutto l'impianto di questo nuovo decreto sicurezza ha 3 macro capitoli: sicurezza pubblica, immigrazione e protezione internazionale, per cui si mostra anche plasticamente come i due temi siano legati, e infine, ma non ultimo come importanza, funzionalità delle forze di polizia, spesso ahimè sbertucciate anche da certo establishment di questo paese, e del Ministero dell'Interno. Anzitutto, rispetto al primo capitolo, sicurezza pubblica, ci sono novità non secondarie, a partire da quella che prevede il carcere fino a 5 anni per chi fugge da un posto di blocco, cioè per chi si sottrae scientemente a una iniziativa posta in essere da forze di sicurezza che in quel momento rappresentano la difesa e la tutela di tutti, anche del soggetto in questione se non ha fatto nulla di male. Chi si sottrae scientemente a questo, chi scappa e forza un posto di blocco, ne risponde col carcere. C'è poi una stretta importantissima, molto dettagliata quanto si legge su Libero, dalla detenzione di coltelli, di lame, al fatto che ormai il coltello è diventato l'alfabeto quotidiano delle nostre strade. No, non è l'alfabeto quotidiano delle strade di un paese civile, e quindi divieto di portare con sé strumenti con lama flessibile, acuminante tagliente di lunghezza superiore a 5 centimetri, a scatto a farfalla, punito anche qui con la reclusione, non con qualche rimbrotto, magari con annessa sociologia scusante, no, con la reclusione da 1 a 3 anni. Divieto di porto, se non per giustificato motivo, di altri coltelli o strumenti dotati di lama affilata o appuntita di lunghezza superiore a 8 centimetri, punito anch'esso con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. E c'è pure un'aggravante specifica quando questo reato sia commesso nelle prossimità di luoghi che la cronaca ci dice siano esposti, come le immediate vicinanze di istituti di credito, scuole, parchi e giardini pubblici, stazioni ferroviarie, metropolitane. È veramente la cronaca quotidiana. Dopodiché c'è tutto un fronte anche manifestazioni, o meglio ordine pubblico, perché le manifestazioni sono sempre espressione primaria di democrazia. La delinquenza da strada è un'altra cosa, e su questo si prevede la possibilità di eseguire perquisizioni sul posto durante certi cortei giudicati a rischio per accertare l'eventuale possesso di strumenti o oggetti atti ad offendere. Chiunque non può non pensare ad Askatasuna, al meraviglioso mondo dei centri sociali, o a certo antagonismo pro-PAL. E poi c'è la notizia per cui cittadini e membri delle forze dell'ordine non saranno iscritti automaticamente nel registro degli indagati in presenza di cause di giustificazione del reato presunto, come legittima difesa, adempimento di un dovere, uso legittimo delle armi e stato di necessità. Cioè la polizia e le forze dell'ordine sono messi in condizione di fare il loro lavoro, che prevede anche l'utilizzo delle armi in caso di pericolo pubblico, di pericolo per altri cittadini, di pericolo per se stessi.
C'è poi una stretta rispetto al furto. Il furto con destrezza tornerà a essere perseguito d'ufficio, non ci esisterà più della presentazione di denuncia. Verrà estesa, questa è un'altra cosa importantissima, la tutela legale per le forze dell'ordine. E poi c'è il comparto immigrazione, a partire dalla cosiddetta norma anti-ONG, ma anti-ONG, quel comparto oggettivamente dell'ONG che fa da sponda alla ideologia immigrazionista, non che si limita a fare il proprio lavoro. Sarà possibile l'interdizione temporanea del limite delle acque territoriali in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale. È previsto anche uno snellimento concreto delle procedure di espulsione. Per esempio, lo straniero rintracciato dopo la violazione di un secondo ordine del questore non ne riceverà un terzo, non si rimane all'interno di un rimpallo burocratico, ma si procede immediatamente all'espulsione. Questo è, diciamo, l'ossatura del provvedimento e di questo nuovo decreto sicurezza. Per noi è confortante anzitutto l'impostazione culturale, perché qui bisogna andare oltre la retorica anche formalmente corretta ma insufficiente, per cui la sicurezza è un diritto, no? Uno slogan che ora va molto di moda anche a sinistra. Non andava di moda quando governavano, per cui una politica della sicurezza era sinonimo di ritorno del fascismo. Ma adesso anche là dicono la sicurezza è un diritto. No, la sicurezza da un punto di vista logico è più o meglio qualcosa che sta prima dei diritti. La sicurezza è la premessa a monte perché si diano qualcosa come i diritti concreti dei cittadini, le libertà concrete dei cittadini, la convivenza concreta civile, perché esista uno Stato ordinato all'interno del quale tutti noi siamo liberi. La sicurezza è la precondizione della libertà. Questo decreto fa degli oggettivi passi in avanti rispetto a quella che è un'emergenza nazionale, quindi non può che essere una parziale ma buona notizia. Grazie a tutti.